Seconda corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro. Estoril, Eroina Jet, Elettra Miura, TRN, Iolo e il Gatto Jet, Eden Alter in prima fila, Elegante Dan, Elodie Cageors, Eco di Girifalco, Elite Trio, Ermete di Poggio, Etienne Zil in seconda. Elvis Contreras, Eclipse Adri e Emerson EK, con Eclipse Adri non partente, sono gli altri in terza fila, quindi 14 al via in una delle corse più affollate. L'errore intanto di Elettra Miura in fase di lancio, macchina che accelera, veloce all'esterno il Gatto Jet, che in breve si porta a condurre nei confronti di Eden Alter, che scatta Numero veloce. 4 Iolo squalificato. Sbaglia però il Gatto Jet a metà della piegata e lascia così al comando Numero Eden 5 Alter, il Gatto Jet squalificato. seguito da Estoril. 200 iniziali in 15,6 con Eden Alter che conduce. All'esterno intanto c'è la puntata di Elegante Numero Dan 3 che ha anticipato TRN squalificato. di misura Elodie Cageor, che deve così rimanere all'esterno, mentre Elegante Dan perfeziona il sorpasso ed è quindi in vantaggio. Al completamento dei 600 in 45,9 lo strappo di Elegante Dan che ha sopravanzato Eden Alter. Elodie Cageors invece per corsie esterne. In terza posizione c'è Estoril, tenta di avanzare ora per corsie in terza ruota addirittura, ma finisce con lo sbagliare. E il Gatto Jet che cercava di ritornare. Intanto 800 in 1,2. Posizioni invariate intanto alle spalle di Elegante Dan, che ha sempre in schiena Eden Alter, all'esterno Elodie Cageors, poi per corsie esterne anche il numero 10 di Elite Trio, mentre ha sbagliato numero 9 Eco di Girifalco che era in seconda pariglia esterna e tenta la terza ruota a questo punto. Elvis Contreras, quando siamo a numero poco più di 700 dalla Estoril conclusione, squalificato. il vantaggio si mantiene. Elegante Dan arriva così ai 600 finali con all'esterno sempre Elodie Cageors, guadagna terreno lungo la corda. Ripetiamo, numero 4 Elite Trio, Iolo squalificato. mentre c'è la terza ruota costante di Elvis Contreras, che continua nella sua progressione ma finisce con lo sbagliare sulla curva finale numero e così 13, allunga Elvis Contreras, Elegante Dan all'ingresso addirittura d'arrivo. Ultimi 150 metri di gara per Elegante Dan, che ha ora 2 lunghezze di margine su Elite Trio, che ha infilato all'interno Elodie Cageors. Finale con la vittoria netta per il numero 7 Elegante Dan, che precede Elite Trio, quindi dovrebbe essere, andiamo a rivedere, sul calo finale di Elodie Cageors il terzo posto dovrebbe essere appannaggio di Eroina Jet, ma andiamo a rivedere le battute finali. Elegante Dan e Marcello Di Nicola che tagliano vittorioso il palo d'arrivo davanti a Elite Trio. Al terzo sì, è Eroina Jet davanti a Elodie Cageors. Il successo dunque per il numero 7 Elegante Dan e Marcello Di Nicola, che ne è anche il trainer per conto della scuderia Minnoni Elvigna.